Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Nuova rissa davanti ad una discoteca a Palermo, l'ennesimo episodio di mala movida, e sono tanti i commercianti che dicono adesso organizziamo le ronde. Le polemiche sul finanziamento per il ponte sullo Stretto. Il leader dell'MPA Lombardo, da sempre favorevole all'opera, appoggia la compartecipazione delle regioni decisa da Salvini e lancia una stoccata a Schifani. Spacciavano droga anche durante il lockdown, 11 arresti nell'operazione Smart Working a Gela. Arrivano Spider-Man e gli altri supereroi all'ospedale Cannizzaro di Catania. Si sono calati dall'alto con le funi per portare i doni ai piccoli ricoverati. Ci si potrà allenare, passeggiare, contemplare il mare. Piazza Battiato, l'ex Piazza Nettuno a Catania, viene finalmente restituita dopo gli interventi di riqualificazione. Nasce anche a Catania il sindacato delle star dei social, si chiama Asso Influencer e servirà a tutelare, fra l'altro, il lavoro dei creatori digitali. Calcio, Palermo in campo oggi pomeriggio al Barbera contro il Pisa. Corini conferma quasi in toto la formazione di domenica scorsa. Scontro diretto per la salvezza, tra poco per il Messina che scende in campo al Viviani di Potenza. Il Catania ricorre al TAR per riaprire le porte della partita di lunedì. Continua l'escalation di furti e violenza nel centro storico di Palermo e così commercianti e residenti decidono di organizzare delle ronde per tutelare le loro attività. Marco Gullà. Furti, rapine, vetrine spaccate, atti di violenza, auto danneggiate. Gli abitanti del centro storico di Palermo da mesi si sentono nel Far West. Basta fare un giro per capire che le storie di chi vive o lavora da queste parti si assomigliano un po' tutte e hanno un unico comune denominatore, l'esasperazione. E così alcuni residenti e commercianti hanno deciso di organizzare le ronde notturne, come la proprietaria di questo bar in via Roma, che la notte ormai non dorme più per controllare il suo locale attraverso le telecamere. Non ci sono forze dell'ordine, non c'è nessuno e agiscono durante la notte sempre agli stessi orari, sempre intorno alle 3, 4 e noi i proprietari devono stare a controllare le telecamere dato che non si dorme più la notte, per augurarsi, sperare che non ci sia qualcuno che ci venga a fare qualche sorpresa durante la notte. La paura ormai regna sovrana, dalla mattina è 24 ore su 24, perché abbiamo gente di malaffare sui marciapiedi che spacciano, addirittura l'altro giorno con la candela che si squagliano pure l'erba in un'arteria principale. Disturbano, degrado, scippano, c'è veramente il peggio di tutto. E guardate queste immagini che arrivano proprio dal centro storico, auto vandalizzate ma anche furti all'interno delle vetture. Io credo che sia arrivato il momento che il questore, il sindaco, il prefetto si rendano conto che la situazione in centro storico, soprattutto nel quadrilatero della stazione centrale, ha necessità di una maggiore attenzione. Le forze dell'ordine devono in qualche modo presidiare. Intanto altra rissa davanti a una discoteca a Palermo, l'intera strada è stata bloccata per consentire agli agenti di riportare la calma e iniziare a identificare quanti si trovavano nei pressi del locale. Una situazione insostenibile, dice chi è stato svegliato nella notte dalle urla. Basta, nulla per scatenare la rissa. Veniamo adesso alle polemiche degli ultimi giorni sui soldi, finanziamenti per il ponte. Abbiamo sentito il leader dell'MPA Lombardo, che è da sempre favorevole a quest'opera e che appoggia la compartecipazione da parte delle regioni decise da Salvini. Ma lancia una stoccata a Schifani. L'intervista è di Luca Ciliberti. Presidente Lombardo, la compartecipazione di Sicilia e Calabria alla costruzione del ponte, qual è la sua posizione? Ma secondo me sono fondamentali ed essenziali, perché il ponte serve al sud, serve alla Calabria, serve soprattutto alla Sicilia. Speriamo di riuscirci, perché come vedete, come al solito, ripartono i no ponte, ma è meglio fare altre cose, vediamo di averlo questo benedetto ponte e poi avremo anche le altre infrastrutture. Non è una questione di soldi, una volta che c'è il ponte non completiamo le autostrade, non avremo l'alta velocità, ma è naturale che quelle cose ci saranno.
Quindi non ci sarà secondo lei una sottrazione di risorse per altre infrastrutture o opere essenziali per la Sicilia? Purtroppo se noi guardassimo alle risorse che non riusciamo a spendere ci renderemo conto che questa partecipazione della Calabria sono piccolissime cose e sono fondamentali. Interessa a noi il ponte, perché non partecipare? In quanto al resto, alla fine vedrete che con una assemblea regionale e con un governo compatto nel richiedere quello che ci spetta, io credo che nessuno ci negherà manco un euro. Presidente, chi si riferiva quando parlava di squalli di ricattucci? Ma guardi, minacce, ricatti e robe del genere, cosa succede? Attorno ad ogni cosa poi nascono i mediatori, i sensali, che si vanno a vendere posizioni, mediazioni, facciamo questo, facciamo quest'altro, eccetera. Invece è stato, secondo me, più che opportuno, per carità, poi col consenso di tutti, a cominciare a presentare la Regione, perché non è che dobbiamo dimenticare che Schifani appartiene a una Forza Italia nella quale Berlusconi, prima di Salvini, volevano fortemente il ponte. In una polemica tra governo regionale e governo nazionale ci perde qualcuno? Ma guardi, questa polemica secondo me è inventata. Certo, giorno per giorno ci sono incomprensioni, si chiede di più, si ottiene di meno, questo è nella logica delle cose. Quello che conta è poi sedersi attorno a un tavolo e visto che questi due governi sono dello stesso colore politico, non c'è dubbio che si trova il massimo delle intese. Resta in carcere il 48enne di Palma di Montechiaro, arrestato per aver sfigurato l'ex compagna con l'acido. L'uomo, che è tuttora ricoverato al centro Grandi Ustioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania, si era difeso sostenendo che fosse stata lei ad aggredirlo, lanciandogli addosso l'acido. Il giudice non gli ha creduto. Spacciavano droga mentre erano agli arresti domiciliari e persino durante il lockdown, da qui il nome del blitz Smart Working scattato a Gela. Gerry Italia. Un giro di spaccio quotidiano che fruttava quasi 6.000 euro a settimana e che non si è fermato nemmeno durante il lockdown. L'attività, che coinvolgeva 2 nuclei familiari, figli minori compresi, è stata stroncata nella notte dall'intervento degli agenti di polizia del commissariato di Gela, supportati da quelli della mobile di Caltanissetta e dall'unità cinofila. Sulla base dell'inchiesta, ribattezzata Smart Working, sono state messe 10 misure di custodia cautelare in carcere e una ai domiciliari. Le centrali dello spaccio erano 2, entrambe nel centro storico di Gela. Da quello che emerge, elementi del presunto traffico erano già sotto misura per altre vicende sempre di droga e comunque avevano precedenti penali anche legati a fatti di criminalità organizzata. L'inchiesta di oggi conferma ancora una volta come in città si registri un preoccupante fenomeno di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti. Siamo assolutamente soddisfatti dell'esecuzione di questa ordinanza di custodia cautelare in carcere, perché ci conferma quella che è la nostra percezione, anzi più che percezione, sicurezza di un allarme che c'è nel territorio del Tribunale di Gela con riferimento alla diffusione, al consumo di sostanze stupefacenti. Secondo il procuratore, sebbene i fatti siano legati alla criminalità comune, non si può escludere che dietro un traffico di questo tipo possa incombere anche l'ombra della criminalità organizzata e mafiosa. Gli agenti di polizia hanno monitorato le centrali di spaccio e chi le gestiva per diverso tempo, come ha precisato il primo dirigente Felice Puzzo. Che tipo di afflusso di clienti c'era? Diverse decine di clienti in ambito giornaliero, a prescindere insomma dal consueto fine settimana dove magari il consumo è più elevato. Nel corso dei controlli un cliente giunto da Niscemi, fermato dalle forze dell'ordine, ha ingerito le dosi appena acquistate andando in coma. Era soprattutto cocaina quella che veniva ceduta. L'attività di indagine è ancora in corso. Il 12 dicembre scorso una donna ultra settantenne è stata rapinata del denaro appena prelevato da un bancomat in centro a Catania. Nelle immagini vediamo il rapinatore che la osserva mentre ritira il denaro, circa 700 euro, poi la segue con lo scooter e la deruba. L'uomo, un cinquantenne, è stato arrestato. E ci sarebbe voluto Spider-Man per impedire questo tipo di rapine, invece lui insieme ad altri supereroi amatissimi dai bambini sono andati questa mattina all'ospedale Cannizzaro per portare i doni ai piccoli ricoverati. Emanuela Corsi. Si sono calati con le funi dal tetto dell'ospedale Cannizzaro di Catania per portare alcuni doni ai piccoli pazienti del reparto di pediatria e strappare un sorriso a chi combatte la battaglia più importante, quella contro la malattia. Sono Spider-Man, Flash, Iron Man, Capitan Marvel, Capitan America, Superman e Hulk. 7 supereroi con una missione speciale: regalare una giornata di svago ai bambini ricoverati. Dopo la discesa dalla parete dell'edificio, attraverso le finestre i magnifici 7 hanno raggiunto con pacchi e regali il reparto dove ad
attenderli c'erano i piccoli pazienti con le loro famiglie, per vivere con loro la gioia della festa a pochi giorni dal Natale. Dietro questi costumi ci sono i volontari dell'associazione SEA, supereroi acrobatici. E qual è la reazione di solito di questi piccoli? Allora, è bellissimo perché arriviamo e troviamo dei bambini che vivono una situazione particolare, per cui riuscire a strappare il loro pensiero e quindi deviarlo su qualcosa di positivo, di bello, è assolutamente una cosa, portare un po' di felicità, insomma, fa bene tantissimo a loro, ai loro genitori, ma fa tantissimo bene anche a noi. Un'iniziativa che nasce in collaborazione con Abio Catania. Abio Catania è presente nei reparti di pediatria e di emoncologia dei 4 ospedali di Catania e si occupa di gestire gli spazi gioco, regalare questi momenti di gioco ai bambini ricoverati e dare un sostegno anche alle famiglie. Nel pomeriggio i supereroi faranno una sorpresa anche ai piccoli ricoverati nel reparto di broncopneumologia dell'ospedale San Marco. Ci si potrà allenare, passeggiare o anche semplicemente contemplare il mare. Piazza Battiato, che i catanesi conoscono come Piazza Nettuno, è stata finalmente restituita dopo gli interventi di riqualificazione. Un modernissimo playground, attrezzi ginnici, un campo da basket, giochi per bambini e zone a verde, ma anche panchine smart di ultima generazione, un nuovo impianto di luci e videosorveglianza. Si presenta così la nuova piazza Franco Battiato, ex Piazza Nettuno, sul lungomare di Catania, consegnata finalmente alla città. La rigenerazione di questi spazi tra l'altro ci sta permettendo di scalare quelle classifiche che ci hanno sempre visto penalizzati, le classifiche del Sole 24 Ore. Adesso siamo addirittura al 16° posto per investimenti nello sport e nelle aree all'aperto, quindi di questo ne siamo assolutamente fieri e siamo certi che i nostri concittadini continueranno a sostenerci per quello che riguarda queste iniziative. Dopo lo stop di alcuni mesi ai lavori eseguiti impiegando i fondi dell'Unione Europea del PON Metro 2014-2020 e i vari atti di vandalismo, il cantiere è ripartito ed oggi l'area può finalmente essere fruita da tutti, cittadini, sportivi e bambini. E c'è già chi ne approfitta subito dopo l'inaugurazione. Stamattina mi ha chiamato dice ci facciamo una passeggiata a lungomare. Abbiamo trovato questa novità e ne abbiamo approfittato. Speriamo che non vengano vandalizzati. Purtroppo da noi le cose, la buona volontà è tanta, ma poi spesso c'è qualcuno che invece le raccoglie in una maniera diversa queste opportunità. Dopo questa seduta che cosa ci dedichiamo? A quale attrezzo? Ma dopo questa seduta poi ci dedichiamo alla tavola per recuperare le energie sprecate, impegnate, non sprecate, impegnate. Piazza Franco Battiato, assieme a Piazza Europa e Piazzale Sciascia, rappresenta un altro degli spazi pubblici recuperati dal degrado a una fruizione aperta e inclusiva a ridosso del mare. Nuove stele sono state messe nel Giardino dei Giusti, nel cuore della Valle dei Templi. Ricordano quei personaggi che hanno lasciato il segno per il loro impegno nella giustizia. Davide Sardo. Il Giardino dei Giusti, nella Valle dei Templi di Agrigento, quella dove Giovanni Paolo II si scagliò con forza contro la mafia, si arricchisce di nuove stele in memoria di quei personaggi che hanno lasciato il segno e la cui storia va ricordata per il loro impegno nella giustizia e per il loro altruismo. Durante una cerimonia sono state scoperte le stele dedicate a Giovanni Battista Montini Papa con il nome di Paolo VI, al canonico Vincenzo Morinello, allo storico e diplomatico Giacomo Gorrini, al funzionario comunale Calogero Marrone e al commissario della squadra mobile di Palermo Beppe Montana, assassinato dalla mafia nel 1985 e ricordato dal questore Agrigento Tommaso Palumbo. Il suo sacrificio è stato quello della vita, la consapevolezza di rischiare ogni giorno la propria vita per portare avanti quello che era il mandato del suo servizio, i suoi ideali, la sua necessità di dare legalità ad un territorio che in quel momento era macchiato dal sangue degli attentati mafiosi. Il Giardino dei Giusti di Agrigento è stato inaugurato 8 anni fa nel cuore della Valle dei Templi su iniziativa dell'Accademia di Studi Mediterranei. Il giusto dell'umanità è un esempio di vita, è un modello e noi
noi li riproponiamo con convinzione per costruire un mondo migliore da consegnare ai nostri giovani, più giusto e più in pace. Nel Giardino dei Giusti, tra i templi di Giunone e della Concordia, è stata posta anche una stele dedicata ai martiri nel tragico periodo del XX e del XXI secolo, ai giusti delle forze armate e della polizia, come pure ai civili morti vittime delle tragedie di questo periodo storico. Ci fermiamo adesso, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo. Ed eccoci di nuovo in studio, nasce anche a Catania il sindacato delle star dei social e servirà a tutelare sia gli influencer ma anche gli imprenditori e gli utenti. Eva Spampinato. Amati quanto criticati per i viaggi da sogno, le cene stellate, i guadagni da star e la vita social raccontata minuto per minuto. Se Chiara Ferragna ha contribuito a far conoscere la parola influencer, il mercato ha fatto il resto e adesso quella dell'influencer, anzi del digital creator, è una vera e propria professione e come tale va tutelata. Nasce da qui Asso Influencer, il primo sindacato delle star del web e dei content creator, che ha lo scopo e la volontà di tutelare da un lato i creator nello svolgimento del loro lavoro, dall'altro gli imprenditori che si affidano nella loro promozione a queste figure, ma ovviamente anche gli utenti che ascoltano queste pubblicità e queste proposte. Anche Catania, dove i creatori di contenuti digitali diventano sempre più numerosi, si appresta a diventare sede della prima associazione di categoria in Sicilia. Evitiamo che il consumatore venga tratto in inganno, evitiamo che l'imprenditore potrebbe avere delle problematiche dal punto di vista legale, dal punto di vista di ispezioni da parte delle autorità, ed evitiamo che il content creator non sappia queste cose che sono fondamentali per la propria attività. Quella dell'influencer è una figura nuova e che cambia tanto rapidamente quanto il mondo dei media e della digital economy. I creator possono essere artisti e imprenditori, atleti e divulgatori, ma sono sempre professionisti, capaci di produrre valore attraverso competenze e strumenti specifici. Quindi adesso non si potrà dire più ad un influencer vai a lavorare, perché è un lavoro certificato e codificato. Assolutamente, esiste un sindacato che è Asso Influencer che tutela e forma i creator di oggi e di domani. Ci fermiamo, c'è un'altra pausa e poi avremo la ampia pagina sportiva. Ed eccoci alla pagina sportiva. Palermo in campo oggi pomeriggio al Barbera. Sentiamo Marco Gullà. Il pareggio del Tardini brucia ancora, poteva essere il miglior trampolino di rilancio e invece il Palermo non riesce più a decollare. Al Barbera oggi pomeriggio alle 16:15 contro il Pisa il Palermo deve solo vincere per rimettersi in carreggiata. Per Eugenio Corini la squadra ha comunque reagito, ma adesso servono i 3 punti. È stata una crescita per questo gruppo per parametrarsi a quello che è l'obiettivo, a quello che vogliamo fare e sicuramente trovare una media tra queste due situazioni è una cosa fondamentale per noi. Abbiamo avuto un picco altamente positivo e un picco altamente negativo. Io penso che dentro possiamo trovare una dinamica corretta, dobbiamo spingere forte in queste 3 partite, andare a raccogliere qualcosa che è per noi in questo momento fondamentale per stare agganciati in una parte di classifica, perché se pensiamo a cosa abbiamo lasciato con i 2 punti di Parma saremmo stati comunque a 6 punti dal primo posto e vicinissimi al 4° e al 3° posto. Corini dovrebbe confermare quasi in toto la formazione che ha pareggiato sul campo del Parma, spazio quindi per il 4-3-3 con l'unica modifica che riguarda la difesa. Matteo è squalificato, al suo posto dovrebbe giocare Buttaro. Ceccaroni sta accelerando il recupero ma non è ancora disponibile, quindi Piacelli tra i pali, quindi Buttaro, Lucioni, Marconi e gli uomini di difesa, Koulibaly, Gomez, Segre a centrocampo, Insigne potrebbe partire dall'inizio, poi Brunori e Di Francesco. Scontro diretto per la salvezza oggi pomeriggio per il Messina al Viviani di Potenza. Sergio Colosi. Il Messina non è mai riuscito in questa stagione a conquistare 3 risultati positivi consecutivi e ci prova oggi pomeriggio a Potenza dopo le vittorie contro Monterosi e Catania.
La sfida del Viviani è anche uno scontro salvezza, squadre divise da appena 2 lunghezze. Il Potenza però in casa ha conquistato 17 dei 19 punti totali e se occupa un posto nella seconda parte della classifica e per il disastroso rendimento lontano dalla Basilicata. Rossoblu che hanno già vinto gli scontri diretti con Brindisi, Monopoli, Sorrento e Monterosi. Modica conferma l'11 di sabato scorso, Fumagalli in porta, Manetta e Pacciardi centrali, Salvo e Ortisi ai lati, centrocampo con Firenze regista, Franco a destra e Frisenna a sinistra, in attacco Plescia con Ragused e Mausso sulle corsie esterne. Panchina per Polito che ha scontato la giornata di squalifica e Zunno che attraversa un buon periodo di forma. I due saranno i primi cambi a seconda delle necessità della partita per il Messina che ha vinto le ultime 2 gare al Viviani in altrettanti campionati di Serie C. C'è ancora una possibilità finché Catania-Sorrento si giochi a porte aperte. La società rossazzurra infatti ha presentato ricorso al TAR. Il Catania non ci sta e passa al contrattacco. La società rossazzurra ha deciso di presentare un ricorso d'urgenza al TAR contro il provvedimento con cui il CAMS e la prefettura hanno disposto la disputa della partita di lunedì sera contro il Sorrento a porte chiuse. La natura del provvedimento è afflittiva e non di ordine pubblico e secondo la dirigenza etnea, suffragata da alcuni precedenti come Casertana Foggia, spropositato e penalizzante per gli abbonati degli altri settori del Massimino. Adesso il TAR potrebbe disporre una sospensiva del provvedimento per discutere più avanti in Camera di Consiglio, ma intanto si giocherebbe a porte aperte. Se ne saprà di più lunedì e la palla è tutta nelle mani, anzi nella penna, del Tribunale Amministrativo Regionale. La squadra intanto prepara la gara contro i Campani e la vittoria contro il Pescara in Coppa ha dato una marcia in più. Ecco le parole di Francesco Rapisarda ieri a Preview. A prescindere delle difficoltà che ci sono ogni anno, poi magari alcune partite non meritavamo anche nemmeno di perdere e il risultato finale condiziona in negativo un po' tutto quello che è stato. Però siamo un gruppo molto unito e stiamo cercando assolutamente di risollevarci e cercare di scalare la classifica, perché al di là della Coppa sì che porta un'agevolazione nei playoff, però l'obiettivo principale rimane quello di scalare più posizioni possibili in campionato. Silvestri è out, Lucarelli prova a recuperare Di Carmine, in alternativa c'è Dubicas o De Luca, squalificato in Coppa e che in caso di 4-2-3-1 può agire da falso 9. Il loro allenatore è rimasto, se non sbaglio. È vero, ma uno adesso ne ha parlato. Una squadra che anche l'anno scorso comunque aveva delle idee, giocava molto, molto bene. Sicuramente, come hai detto te, tutte le partite sono difficili e noi come sempre cerchiamo di prepararla nel migliore dei modi per cercare di fare il risultato e portare a casa la vittoria. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro un buon pomeriggio.